Dei Dreamer, anticipazioni lunedì 6 luglio. Sanem capisce che il cattivo è Emir. In questa puntata Sanem, dopo aver finalmente capito che il vero cattivo è Emir, capirà anche di essere la responsabile di tutti i problemi lavorativi di Jeanne e, sentendosi a disagio, farà di tutto per non incontrare il suo datore di lavoro. A questo punto Sanem, stufa di essere stata usata da Emir, farà una scelta coraggiosa e prenderà la decisione di licenziarsi e quindi di dare le sue dimissioni. Così Sanem, rendendosi conto di provare dei sentimenti per Jeanne, affronterà Emir rifiutandosi di aiutarlo ancora. Ma verrà convinta da Emir a restare finché non risolverà tutta la situazione. La ragazza, irritata da Emir che le ha offerto un'altra importante somma di denaro, deciderà di confessare tutta la verità a Jeanne e che è stata vittima dei ricatti di Emir. Sanem riterrà colpevole Emir di quanto successo a Jeanne, ma nonostante Emir è consapevole che è Aileen che ha rovinato la carriera come fotografo di Jeanne, non si difenderà alle accuse di Sanem. Invece tranquillizzerà la sua amante Aileen facendole notare che Sanem è innamorata di Jeanne e che le sarà difficile allontanarsi da lui. Jeanne intanto ripensa a una conversazione che ha ascoltato tra Sanem e JJ, dove la ragazza rivela di aver lasciato il fidanzato Osman e di essersi innamorata di un uomo di cui non conosce il volto ma che ha baciato al buio. In agenzia intanto si sta lavorando a un nuovo progetto dove Sanem parteciperà alla stesura di un'idea per la campagna pubblicitaria di un'azienda organica. Deren invece sarà ancora più gelosa di Sanem, soprattutto quando Jeanne la inviterà a rimanere durante una riunione per aver appreso che la nuova campagna pubblicitaria si sta sviluppando grazie a un'idea di Sanem. Deren non apprenderà con entusiasmo questa notizia e, visto le attenzioni che Jeanne mostrerà verso la ragazza, cercherà di metterla in difficoltà. Nel frattempo, Ayaan e Muzaffer si appresteranno ad aprire un negozio che rappresenterà una grande novità nel quartiere, suscitando la curiosità di tutti. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!